abbiamo fatto vedere le risse a Pordenone, abbiamo fatto vedere, guardate questo soggetto. Questo soggetto quest'oggi in corso Vittorio Emanuele in piazza camminava, non mettere la foto, camminava gridando frasi sconnesse, rivolte verso le donne, verso i bambini che avevano paura, tant'è che noi siamo stati chiamati. Poi c'è anche quello che è accaduto, ma io mi rivolgo a Raffaele Padrone, vice segretario nazionale UGL Polizia, ma voi cosa ci state a fare? Siete i burattini in mano? No, questo no. No, siete dei burattini, no. ma positivamente, sì, in mano al burattinaio, perché non potete fare nulla. No, io farei la domanda, ma ci siete o non ci siete? Questa è la domanda. Allora, quelli che... Non in senso negativo, nel senso che voi dovete, anche se non avete più la stella, sottostare a determinati ordini. Ecco, il problema è, ci siete o non ci siete? Beh, io l'ho detto sempre, da quant'è che urlo? E poi la gente quando la incontro per la strada me lo dice. Il problema è che ne mancano solo 100 a Pordenone. Non ho detto un numero, 100. È già tanto che la questura riesca a mettere a disposizione H24, quindi nell'intera giornata, una macchina. 15 anni fa c'erano 3 macchine con 3 persone, 9 persone H24, una differenza di solo 15 anni. Ma il problema... Allora, vede direttore... Raffaele, quando hai detto burattini, forse... No, non vorrei che poi qualcuno... Io mi sentirei, giuro... siamo presi noi, ma se siamo presi noi in giro di burattinai dilettanti allo sbaraglio, siamo presi noi in giro, da soli ci prendiamo in giro, anch'io e noi dobbiamo prendere questo benedetto 112 numero unico che fa letteralmente schifo, e lo dico a voce alta, schifo. 40 minuti per denunciare quanto accadeva, 40 minuti. Sì, no, guardi direttore, su possiamo fare una trasmissione su quel 112. Ma solamente per dire in Friuli siamo i primi, de che i primi? Ma de che? Che non è vero. Che come sanità siamo meno di Napoli diventati. E che non è vero che siamo i primi, perché chi l'aveva sperimentato potevano almeno chiedere a chi lo stava sperimentando da 1 anno e mezzo, guardate Roma. Il problema, dicevo, cosa hanno fatto a Pordenone? Siamo riusciti a togliere anche il poliziotto di quartiere. Io ho visto delle scene postate da lei su Facebook, in queste, cioè, che fanno rabbrividire. Non siamo più liberi di passare la serata in estate. In televisione i video, non sappiamo a chi mandarli. Allora, siamo riusciti e abbiamo dovuto togliere anche il poliziotto di quartiere, che non verrà mai più ripristinato, perché non c'è più il cambio generazionale di questi uomini, e continueranno, adesso ne vanno in pensione 25 in questo intero anno, quindi ne mancano ogni anno, vanno in pensione 2500 uomini, benissimo, fanno un concorso dopo anni di 1100, che saranno messi in servizio fra 3 anni, se non scoprono concorsi fasulli. Questa è la vergogna, direttore. No, ma e a Pordenone fra un po' non ci sarà più la polizia. Il problema è un altro, Raffaele. La domanda è questa: stanno preparando un piano per i migranti? Per i migranti, sto facendo la domanda. 150 pagine per l'integrazione. Cosa danno ai migranti clandestini, Casa, pagata da noi. Certo. Scuola,
E vabbè, la scuola è capibile, però non capisco perché gli italiani devono pagarsi libri, quaderni e quant'altro, e questi qua gratis. E lavoro. E corsi di sci. Allora dico, un momento, che differenza c'è? È una Perché vergogna. questa è una vergogna bella. È una vergogna. Vabbè. E ci dispiace per quelli che ancora hanno fiducia nelle istituzioni. Vabbè, allora, grazie, facciamo Grazie sede a Anna voi. perché rimaniamo nello stesso argomento. Ridammi